Bene, allora abbiamo certamente degli argomenti importanti con cui parlare appunto con l'assessore regionale Stibaglio. Direi di più storicamente. Fino a poco tempo fa, cioè fino a qualche mese fa, tutti i cittadini italiani festeggiavano, anzi continuano a festeggiare, e tutti erano convinti che la Repubblica Italiana fosse nata il 2 giugno. Perché da sempre è festa nazionale il 2 giugno, festa della Repubblica. Siamo nella Repubblica Italiana, adesso ci siamo accorti che dobbiamo festeggiare il Regno di Sardegna di 150 anni fa. 150 anni fa il Regno di Sardegna si è riunito in casa Savoia in Piemonte, in cui il re ha detto: io sono re d'Italia, di una certa parte geografica, gran parte di questo Stato. Però non c'era Roma, ad esempio. Non c'era Roma, non c'era il Veneto, non c'era buona parte della Lombardia, non c'era il Friuli, non c'erano tante altre cose. E comunque, fino a poco tempo fa, abbiamo sempre saputo che questa Repubblica, perché siamo una Repubblica, ha sempre festeggiato il 2 giugno. Adesso ci dicono che in Veneto festeggiamo 150 anni, che anche volendo tirarla comunque c'è stato un referendum il 20 e il 21 di ottobre 1866, cioè 5 anni dopo, quindi noi dovremmo festeggiare storicamente, se dobbiamo guardare le date e la storia, 145 anni.